Nikit Selvaraj. Lane 2 representing South Africa, Alaric Basson. In corsia numero 3 per il gruppo nuoto Fiamme Gialle, in carriera ha vinto 7 titoli italiani assoluti, è il primatista italiano dei 50 rana, finalista agli europei di Londra, qualificato per i Giochi Olimpici di Rio, Andrea Toniato. Al suo fianco in corsia numero 4 per il Centro Sportivo Esercito, in questa gara è primatista italiano con 59,42, è stato finalista olimpico, campione europeo e mondiale in vasca corta, doppia medaglia d'argento ai mondiali di Shanghai, Fabio Scozzoli. In corsia numero 5, ieri vincitore della gara dei 200 rana per il Sudafrica, qualificato per i prossimi Giochi Olimpici in Brasile, Jared Kraus. In corsia numero 7 per l'anno 98 ai criteri di quest'anno ha vinto l'argento nei 50 rana Alberto Pesce, Sporting Club Noale. E in corsia numero 8 per la Sogeis Swim Team, in passato è stato campione europeo giovanile di staffetta con la nazionale italiana azzurra, Andrea Bazzoli. Ready your mark. E dunque prima serie in acqua con Fabio Scozzoli in corsia numero 4, detiene il record italiano assoluto in questa distanza, ha vinto la medaglia d'argento ai mondiali di Shanghai ed è stato finalista olimpico all'Aquatic Center di Londra. Andrea Toniato in terza corsia invece detiene il record italiano dei 50 rana ed è qualificato per i prossimi Giochi Olimpici. Sfrutta la sua velocità di base proprio Toniato dalla terza corsia, 28,64, nella sua scia Fabio Scozzoli 29,19, Jared Kraus in terza posizione 29,18, attenzione però alla vasca di ritorno del sudafricano in quinta corsia, ottimo centista e 2 centista, record del meeting è 1:01,15, Toniato che resiste all'attacco di Jared Kraus, testa a testa tra questi due atleti, Jared Kraus si aggiudica questa prova in 1:01,61, Andrea Toniato è secondo in 1:01,94 e poi a completare il podio c'è Fabio Scozzoli.